Siamo alla lettera H, una lettera abbastanza difficile in teoria, ma per H cominciano gli ieroglifici di Piero Valeriano, il librone che vediamo in mano nel ritratto vegetariano che abbiamo al museo. Lezioni online sui dipinti e reperti preziosi custoditi nello scrigno di tesori che è il Museo Civico di Belluno a Palazzo Fulcis. A guidare il tour virtuale l'assessore alla cultura Marco Perala e il conservatore Danny Stone, che conducono i visitatori alla scoperta del museo, chiuso come tutti i luoghi di cultura sin dai primissimi giorni dell'emergenza coronavirus. Un appuntamento ogni 2 giorni viene messo in rete su Facebook, sulla pagina Facebook del museo, un oggetto particolare che può essere un quadro, che può essere una statua, che può essere una medaglia, qualsiasi degli oggetti conservati al museo e che vengono raccontati in un ordine che per questa prima fase sarà un ordine alfabetico. Il viaggio, assieme alla convenzione con le librerie cittadine per la consegna a domicilio anche dei libri, oltre ai generi di prima necessità, rappresenta una buona pratica che ieri è stata condivisa durante l'incontro fra i 7 referenti dei capoluoghi del Veneto e l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, convocato per fare il punto sulle varie iniziative in corso nelle singole realtà e per progettare percorsi comuni per questa fase di emergenza e per il futuro. Abbiamo tutti firmato un appello molto tecnico con delle richieste precise sia al Ministro del Lavoro sia al Ministro della Cultura Franceschini per il sostegno al settore, perché è un settore molto articolato, molto diverso. Un danno economico enorme per la cultura e per tutti i soggetti impegnati a declinarla, dalle compagnie teatrali alle fondazioni liriche, senza scordare l'enorme tessuto di microaziende. Non tutti possono concorrere agli ammortizzatori sociali. Ieri abbiamo fatto a tappeto una chiacchierata con quasi tutti gli operatori, dopo la riunione degli assessori ho telefonato a quasi tutti proprio per fare il punto a livello provinciale. Ne parleremo poi porteremo anche questo dato della città di Belluno all'attenzione per fare massa critica con il resto del Veneto e il Veneto poi lo porterà in sede nazionale.